Quarta corsa al premio Zeguma, sono in 9, 3 anni, 9 vincitori di 9.000 euro in carriera al via. 1 Bacio di Zefiro, Antonio Velotti, 2 Blondi Jet, Marco Volpato, 3 Ben Dorial Mail, Maurizio Cheli, 4 Bufera Spritz, Tommaso Gambino, 5 Boom Boom Jet, Paolo Leoni, 6 Barney Lenni, Enrico Stefani, in seconda fila 7 Big John Pitts, Francesco Virzì, 8 Bacio del Nord, Giorgio Cassani, 9 Blackfire Horse, Franco Baldini. Problemi in fase di allenamento per Bacio di Zefiro, che galoppa e si butta in pistino, parte praticamente fuori corsa. E si parte con 3 a lottare, Blondi Jet lungo la corda, Ben Dorial Mail e Bufera Spritz. Blondi Jet rientra a Ben Dorial Mail, che è il primo a ripiegare, va a parcheggiare Numero secondo la corda 8, avanti a Bacio del Nord, Blackfire squalificato. Poi Bufera Spritz, che riesce a trovare posizione anche lei avanti a Ben Dorial Mail. Blondi Jet allora in vantaggio, 14,4 per i primi 200 metri di corsa, molto svelti per Blondi Jet, che ha preso l'iniziativa nei confronti di Bufera Spritz. Ben Dorial Mail che non segue le prime due nello strappo iniziale. Poi ancora Blackfire Horse, Barney Lenny, Big John Pitts, gli altri. 28,8 per i primi 400, si viene sulla curva di sinistra con Blondi Jet sempre in vantaggio, bella ardente nelle mani di Marco Volpato, Bufera Spritz che la segue, Ben Dorial Mail che con gradualità si riporta a tiro delle prime due. Galoppa Blondi Jet e lascia all'avanguardia Bufera Numero 2, Spritz Blondi Jet, a precedere Ben Dorial Mail, squalificato. ancora Blackfire Horse, quindi Barney Lenny, poi Big John Pitts e Boom Boom Jet. Si va verso il chilometro con Bufera Spritz all'avanguardia, passa i primi 1000 di gara in 1:15,6, è sempre seguita da Ben Dorial Mail, mentre galoppa Blackfire Numero Horse, 9, lasciando Blackfire terza Horse, Barney Lenny, squalificato. a precedere Boom Boom Jet. Siamo a 500 dalla conclusione con in vantaggio Bufera Spritz che passa dritta di là in 15, guadagna 1,5 nei confronti di Ben Dorial Mail che prova a starle dietro, si riavvicina Barney Lenny, Bufera che allunga dal resto della compagnia, guadagna 2 lunghezze di vantaggio, diventano anche 3 lungo l'arco dell'ultima curva, parziale ancora in 15,2 con Bufera Spritz che viene a rifinire il tutto con semplicità. Bufera Spritz che controlla e vince senza alcun problema al secondo Ben Dorial Mail avanti a Barney Lenny. Tutti belli sgranati, 2 minuti e 7 decimi, 1:15,1 il ragguaglio cronometrico. Il successo per Bufera Spritz, Tommaso Gambino che la interpreta per Andrea Sarzetto, la Valle Falconera alla proprietà della figlia di Naglò. Raddoppio per il team di Andrea Sarzetto dopo il successo con Capitano P, questa volta Bufera Spritz interpretata da Tommaso Gambino a portare a casa il successo. 4-3-6, l'ordine d'arrivo più che probabile della quarta dall'Arcoveggio.